Dottor Sergio Pressamburgo è il direttore dell'INAIL di Agrigento che partecipa fattivamente con una location del libero consorzio di Agrigento. C'è un vostro stand dove spiegate un po', diciamo, tutte le iniziative che l'INAIL fa. Ecco, quanto è importante, diciamo, essere presenti anche nel territorio con la vostra funzione. È importante essere presenti nel territorio anche perché l'INAIL ha competenza provinciale, l'INAIL di Agrigento è competente per tutta la provincia di Agrigento e noi abbiamo ritenuto opportuno, siamo attori come l'ASP 1 di Agrigento, abbiamo ritenuto opportuno su invito del commissario straordinario dell'ASP che io ho subito accettato e mi sono dato da fare per programmare quelle attività per promuovere tutti i prodotti, chiamiamo così, che l'INAIL offre in ambito della prevenzione. Abbiamo allestito uno stand nei locali del libero consorzio adiacenti alla prefettura dove ci saranno per l'utenza tutte le informazioni che ritenute opportune su tutte le attività di prevenzione che l'INAIL va a svolgere, e dai bandisi, sia per l'agricoltura sia per le aziende normali, dalle attività di prevenzione sulla sicurezza della scuola, attività di prevenzione per le casalinghe e casalinghi e tutto il resto. C'è materiale informativo, ci sono i funzionari che saranno a presidiare là fino a quando dura la manifestazione e quindi abbiamo ritenuto opportuno di presenziare e poi siamo sempre presenti al territorio, anche io personalmente do la mia disponibilità, che il mio ufficio è sempre aperto, non ci sono, chi vuole viene e sarà ricevuto tranquillamente. Ecco, Grazie. possiamo fare già un quadro un po' della situazione com'è in provincia di Agrigento relativamente appunto agli infortunistica? La situazione in provincia di Agrigento, come a livello nazionale, gli infortuni stanno diminuendo perché le azioni poste dall'istituto fanno sì che l'infortunio con la prevenzione e con tutte le altre attività diminuiscono. C'è un piccolo aumento delle malattie professionali, però questi sono tutti fenomeni che sono monitorati anche dal centro, da Roma, e quindi noi appena ci sono degli scostamenti andremo ad aggiustarli possibilmente.